dopo la batosta Treviso, il ruolo della Lega. Il 2.0 di Maroni non parte? Ma diciamo 2.0, non 2.0, come diceva anche il governatore, al di là della Lega il leghismo comunque non morirà mai, perché comunque il problema di un nord che fra virgolette si vede bistrattato da uno Stato centralista rimarrà sempre, è sotto gli occhi di tutti, anche di chi non è leghista. Se poi è Lega 2.0 non Lega 2.0, come ho ribadito io sono stato un po', diciamo, in questi periodi nell'occhio del ciclone. Io dico sempre, possono espellere Gianangelo Boff, ma se espellono Gianangelo Boff devono andare a spiegarlo ai 5.000 abitanti del mio comune, che probabilmente non possono espellere. E quindi quale sarà il futuro della Lega? Ma il futuro della Lega non lo so quale sia, sicuramente bisogna chiederlo a chi ha ruoli dirigenziali all'interno del partito e quindi ha un po', diciamo, tesse e tira un po' le fila di quello che è il futuro del movimento. Io mi occupo del mio, faccio l'amministratore del comune di Tarzo, seguo le indicazioni diciamo, del movimento e porto avanti quello che è un principio di federalismo, di sussidiarietà, sì verso le regioni che possono meno, però le regioni che possono meno devono darsi da fare per raggiungere i nostri standard e per costare meno a uno Stato centrale che altrimenti rischia di tirarci a fondo tutti. Volevo chiedere cosa pensa dell'iniziativa dell'indipendenza del Veneto. Si parla anche di un referendum. Ma sono cose che sono già state fatte nel passato, l'unica cosa vera da dire è che comunque tutte le costituzioni di tutti gli stati europei non prevedono che una parte di uno Stato si stacchi, e questo è un dato oggettivo, quindi referendum del genere ne abbiamo provati ancora, in passato avevamo fatto anche il referendum per la devolution che vi ricordo, a parte in Veneto, in tutte le altre regioni d'Italia non passò, quindi voglio dire porta avanti l'istanza del Nord, benissimo, portiamo avanti questo referendum, che poi raggiunga un risultato sono quasi sicuro che non lo sarà, perché logicamente la Costituzione non lo prevede e qualsiasi atto in quella direzione che si faccia è anticostituzionale. Secondo me bisogna fare passare invece il concetto che non può essere una parte del Paese a tirare il carretto di tutto il Paese, anche le regioni meno fortunate devono darsi da fare e devono portarsi su standard, perché tutta l'Italia deve diventare un Paese europeo.